La legge climatica europea, che sancisce l'impegno dell'Unione a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è sempre più concreta. Questa settimana infatti è stato raggiunto l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che prevede di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 al 55% rispetto all'attuale 40%. È una vittoria a metà, perché il Parlamento aveva espresso più ambizione, chiedendo un taglio del 60%, ma quello raggiunto resta un importante passo in avanti. Parlando degli effetti del cambiamento climatico, restano ancora tante le azioni necessarie da intraprendere. Innanzitutto c'è la questione dei migranti climatici. Non intendo tanto le migrazioni legate ai singoli eventi disastrosi, ma piuttosto ai processi lenti e costanti già in atto, come per esempio la desertificazione delle terre. Secondo dati della Croce Rossa internazionale, soltanto negli ultimi 6 mesi più di 10 milioni di persone si sono dovute trasferire a causa delle estreme condizioni atmosferiche causate dal cambiamento climatico. Si tratta di un numero 4 volte maggiore rispetto a coloro che nello stesso periodo hanno migrato a causa di guerre e conflitti. E lo scenario previsto per i prossimi anni non può che peggiorare. Secondo dei recenti studi, se non si dovessero mantenere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi, il flusso di migranti climatici potrebbe aumentare fino al 350%. Abbiamo ancora la possibilità di agire prima che sia troppo tardi. Serve un'azione rapida per mitigare il cambiamento climatico e ridurre il rischio di eventi disastrosi, particolarmente nei confronti delle popolazioni più vulnerabili, costruendo infrastrutture adeguate e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile. Ma serve anche aiutare quelle persone che hanno già dovuto abbandonare le loro case. Sembra assurdo pensare che ancora oggi non esiste nessuna norma del diritto internazionale che definisca lo status di rifugiato climatico. Il drammatico risultato è che è come se questi milioni di persone non esistessero. Purtroppo è ancora forte la reticenza nel definire legalmente lo status di migrante climatico, soprattutto da parte di quelle forze politiche che temono che ciò aprirebbe la possibilità della richiesta di asilo a milioni di persone. Servirebbe spiegare loro che ignorandole queste persone non solo non spariranno, ma che alimenteranno sacche di popolazioni invisibili senza diritti e senza futuro.